Come musicista ho sempre creduto che la musica prima di tutto deve parlare. L'associazione Antico Nuovo Barocco è nata dopo che è nato il Festival San Martino a Natale nel 2014. La mia iniziativa è proprio nata con questa idea di portare gratuitamente per un pubblico numeroso, eterogeneo, eventi musicali, concerti, masterclass, incontri, conferenze. Cerco di coinvolgere musicisti di fama internazionale provenienti da tutto il mondo. Anche facendo eventi musicali nei luoghi storici molto emblematici per la città di Venezia, come The Glass Cathedral di Murano, l'Arsenale di Venezia, la Chiesa della Pietà, la Fondazione Giorgio Cini. Venezia è sempre una destinazione molto voluta, molto aspettata, quindi quando invito musicisti Venezia mi aiuta tantissimo. Tramite i miei eventi cerco di unire tutti questi dettagli che creano insieme una cosa che rimane. E questo per me è la cosa più importante. Dietro la musica, che sia il pianoforte, i violini, ci sono comunque degli artigiani di altissimo livello. Hanno competenze che spaziano dalla conoscenza del legno, alla conoscenza delle corde, alla conoscenza della storia, perché comunque sono tutte tradizioni che partono minimo dal 1500. Con queste competenze penso possiamo arricchire questo mondo del turismo in maniera determinante. Mischiare musica, artigianato, turismo penso sia l'unico modo per rinnovare oggigiorno e dare un impulso a quello che le persone comunque vogliono vedere, vogliono scoprire. Noi come lavoro usiamo il legno, abbiamo un legame molto forte col territorio perché la parte principale del violino o comunque degli strumenti acustici è la tavola armonica. Noi abbiamo proprio la miglior qualità di questo abete rosso di Sognanza che va dalla Val di Fiemme fino al Tarvisiano, quindi c'è un contatto molto forte quindi anche con la natura. Avevo il desiderio di creare qualcosa di speciale che unisse un po' tutte le esperienze che avevo fatto. Life is just a bowl of cherry. Per cui nel 1996 ho pensato di creare questa accademia Kairos. Life's too mysterious. Doveva essere un posto dove l'artista veniva perché decideva che era il momento giusto per fare un cambiamento nella propria vita. Sin da subito ho voluto che la Kairos diventasse un luogo dove si formasse l'artista a 360 gradi. Manuelita, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'è una grande attenzione all'attorialità, con corsi specifici di teatro anche per il cantante lirico, corsi di danza anche per il cantante lirico, programmazioni e studio di musical che direi che nel panorama attuale è indispensabile fare anche questo repertorio. Gli allievi sono internazionali, provengono dal Giappone, dalla Cina, dalla Corea, Stati Uniti, Russia, Francia, Spagna e tanti italiani.
La musica non ha tempo, non ha spazio, non ha confini, è il linguaggio migliore per abbattere le barriere culturali e soprattutto perché non si deve fare nulla. Basta essere dei semplici e umili esecutori.